così. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Per farvi capire, no? Per farvi capire il fanatismo, l'essere tifoso, quello proprio che non... Io così vado in giro, io così lavoro, così respiro, mangio, fatico, non c'è altro. Benvenuto Antonio Grippo, benvenuto. È notte, ragazzi. Non ho bevuto, state tranquilli. Mamma, stai tranquillo, non ho bevuto. Ma ho preso la metropolitana, quindi avrei anche potuto lasciarmi andare. Non posso postare video della serata perché sono canzoni, la canzone dei Beatles, mi bloccano subito. E non posso proprio rischiare di compromettere il canale Caffè Napoli 1926 con cose che poi copyright non ne abbiamo. Ma voglio fare subito la vagnetta. È possibile fare subito un'analisi tattica, una cosa? Voi me lo lasciate un like di cortesia, un like a testa, perché poi molto spesso ve la guardate in 1000, no? E poi te ne restano 1000 e quindi abbiamo subito la lavagnetta. Like di cortesia, abbiamo vinto. Dai, divertiamoci. Ah, c'è un po' aria. Signori miei, parole di Spalletti, parole di Elmas, racchiuderei tutto in un unico video di soddisfazione. Facciamo il tempo che mi datemi un attimo di tempo. Muove. Dicevo, no? Volevo mangiare anche un cornettino. I rumori. Ho fatto le pagelle sul fan rating dalla metropolitana. Se vi volete andare a divertire, è piena di rumori. Un video pieno di rumori, ma però veramente pieno di rumori. Con un Ambra Bam potremo andare direttamente in questa cosa e vi spiego come praticamente io preparo. E questa è una specie di dietro le quinte. Meret, no? Lo scriviamo e lo spostiamo in porta. Dopodiché qua ci mettiamo Di Lorenzo, che ha fatto una partita ottima da robot qual è, perché è innaturale, è un sovrumano, e io ho dato 7+, perché nonostante quell'errore che poi è grave, ma non è colpa sua perché si può perdere un po' di lucidità, Guido mi faceva notare, hai visto come l'hanno applaudito subito, l'hanno rincuorato, gruppo importantissimo, sì, è importantissimo. Rachmani lo mettiamo qua, ci mettiamo Juan Jesus qua, che qualcuno se l'è preso con Juan Jesus, ma alla fine ha fatto una buona partita anche lui, sì, e noi ci prendiamo collera la reattività sulle palle inattive senza dubbio, ma Mario Rui che partita ha fatto? Difensiva, non solo, in attacco lo sappiamo che c'ha il piedino educato che pesca con passaggi cross bassi, no? Ha pescato Petagna, ha pescato Unassa, ha pescato Elmas, però anche partita difensiva con diagonali che poi accompagnava e le prendeva di testa tutte lui, mamma mia, bravo Mario Rui, bravissimo. E Demme qua mi ha fatto molto divertire con Zielinski davanti a lui, perché poi nel 4-2-3-1 lo sappiamo che quando il Napoli ha la palla i due centrocampisti si devono mettere in verticale, dopodiché un ass che segna di destro, parliamone, si mette qua dietro la punta che sarà Petagnone e glielo mettiamo qua, Petagnone, glielo mettiamo qua senza alcun problema. Elmas 2 gol, e che te lo dico a fare, gli chiedo di darmi di più e me lo dà. Lozano che purtroppo sfortunato ancora una volta, non stava facendo una grande partita, ma che vuoi dirgli, troppo sfortunato sto ragazzo, ed entrerà mal qui al posto di Demme, entrerà Manolas, altra ottima sostituzione, praticamente quasi obbligata, ma alla fine è importante perché poi si passerà al 3-5-2 e si può fare. E Mertens entra non al posto di Petagna, la cosa bella è quella, ma entra al posto di un ass, quindi noi ce lo mettiamo qua a Mertens per vedere che nel secondo tempo Mertens, bellissimo, nel secondo tempo noi passiamo così, senza proprio alcun dubbio, con questa formazione qui, con Manolas che finisce al posto di Di Lorenzo e Di Lorenzo a centrocampo, una cosa proprio bellissima, con Malquit che si appoggia qua, e quindi un 3-5-2 a tutti gli effetti, con Mertens e Petagna, che poi Mertens stabiliva il baricentro della squadra, il primo pressing, e molto spesso finiva anche davanti a Petagna. Io mo vi dico una cosa che non significa niente, però prendetela con le molle. Petagna è fondamentalmente un numero 10 molto grosso e molto lento, perché le cose che fa qui, fa salire la squadra, ad un certo punto
si trova circondato da avversari, è riuscito a trattenere il pallone, se l'è mandato anche avanti, l'ha recuperato, è riuscito ad aprire da regista offensivo. Se a Petagna chiedete il gol di Cavani, non ve lo fa, non ce l'ha proprio nelle corde. Quei gol li può fare un As, li può fare Mertens, li può fare Osimhen, a Petagna non glielo potete chiedere. Però se gli chiedete questa cosa qua, cioè mantenere la squadra, fare la lotta, perché poi quando arriva il gol di Elmas ha riempito l'aria, ma Petagnone impegna 3 avversari, e quindi abbiamo questa situazione con Malquit qua, con Di Lorenzo che si sovrappone internamente, riceve il passaggio di Malquit, il cross, Petagnone che fa la guerra ed Elmas che segna. Che cosa meravigliosa poter raccontare di una vittoria che meritavamo, una vittoria dove, dobbiamo essere onesti, il primo tiro lo fanno loro, Meret e Rui che fanno praticamente la parata congiunta, eccetera eccetera. Dopodiché c'è il gol di Unas, Zielinski che pizzica, bisogna andare a pizzica, la dà a Petagna lentamente si gira, prova il tiro contrato, un po' di mazzo, perché ci vuole un po' di mazzo, la palla finisce ad Unas che di destro, che meraviglia. Dopodiché c'è un tiro di Unas deviato, cross di Mario Rui, un tiro che Rachmani blocca, quindi il voto di Rachmani merita assolutamente. Dopodiché c'è il gol di Elmas che io quasi mi sentivo di non dare perché sembrava che Petagna fosse in fuorigioco, non lo era, bellissimo. Poi purtroppo ci sono i 2 gol del Leicester, uno dietro all'altro su 2 calci piazzati, si poteva fare qualcosa in più, non c'è dubbio, ma l'Europa è questa, ti castigano, quando tu lasci qualche occasione, 2 o 3 occasioni ti castigano, e siamo stati anche bravi e fortunati poi nel secondo tempo perché loro prendono un palo, un tiro sull'esterno della rete, e insomma. Dopodiché tiro di Unas parato che tira sul primo palo, anche scelta interessante, Elmas sul calcio d'angolo di testa che finisce largo, Elmas il gol su assist di Di Lorenzo, poi loro arriva il palo loro, il tiro fuori loro, l'occasione loro, me le sono segnate così, e poi nel finale addirittura, oltre a quel colpo di testa di Vardy che finisce alto, c'è l'occasione per Malquit di addirittura chiudere la gara su assist di Mertens. Insomma, ci siamo divertiti tantissimo. Il Napoli è stato all'altezza della situazione con delle emergenze assolute, incredibili. Non tieni Robot, che non tieni Fabian e non tieni Anghissà, 3 potenziali titolari. Hai fatto di necessità virtù, sei riuscito a portarla avanti con un ass, con Malquit. Queste potrebbero essere le partite propedeutiche a far crescere il gruppo e a far crescere Spalletti, e magari Spalletti stesso dice magari mi posso fidare di queste seconde linee e possono darmi anche qualcosa di più, perché Di Lorenzo non si riposa mai e Di Lorenzo finisce a centrocampo, e sappiamo che prima o poi possiamo anche pagarla questa cosa qui, perché Maddison segna su quell'errore di Di Lorenzo, ce la pigliamo con Di Lorenzo, ce la pigliamo con Spalletti, ce la pigliamo con la società che non ha dato delle riserve all'altezza. Purtroppo il calcio è questo, è fatto di episodi, specialmente quando le partite sono equilibrate, gli episodi sono decisivi. Oggi ci è girata bene, andiamo avanti in Europa League, è una cosa che mi rende felicissimo, importantissimo, perché l'Europa è importante, perché il ranking deve salire, perché il Napoli deve essere riconosciuto a livello internazionale, non c'è alcun dubbio. Quindi le cose che abbiamo sottolineato anche ieri in live, e vi ringrazio per tutto il supporto, siete straordinari, siete bellissimi, altro che bellini. Spalletti sotto la pioggia. Spalletti sotto la pioggia è un segnale che dà ai compagni, dico ai compagni proprio perché per me sono 14 giocatori più 1. Spalletti, sto con voi sotto la pioggia, non è che me ne resto in panchina, non è che mi metto nemmeno il cappuccio, sto con voi sotto la pioggia a lottare e a guidarvi da grande condottiero. Grande cosa. Il 3-5-2 l'abbiamo visto, Di Lorenzo centrocampista l'abbiamo visto, il fischio diverso dell'arbitro l'abbiamo sottolineato ieri in live, perché un arbitraggio perfetto ci porta anche a vincere la partita. Sarà un caso, noi non piangiamo, non c'è problema. E l'ASL, non l'avete chiamata l'ASL, non è stata chiamata l'ASL, nonostante tenessero tutti positivi, si sono rifiutati di fare i tamponi, non l'abbiamo chiamata l'ASL. Che vogliamo fare? Vogliamo ancora sfottere con questa cosa? Non fa ridere, a parte tutto, non fa ridere. Quindi smettiamola tranquillamente, e questa è una cosa. Dopodiché in conferenza ovviamente Petagna ci dice più partite ci sono meglio è per noi. Proprio il contrario di quello che ci dicono alcuni giornalisti, usciamo subito dall'Europa League. I giocatori sono contenti di giocarle e di vincerle queste partite, anche perché le seconde linee, le motociclette, le seconde linee avranno poche occasioni quando magari ritornano tutti, quindi è meglio una partita in più per loro. Per Di Lorenzo no.
Di Lorenzo non c'è problema. Dopodiché Spalletti ci dice partita di livello, si dice sempre che questa squadra nelle difficoltà molla, e questa è stata la risposta proprio della squadra, ed è bellissima. Ci spiega il tuffo, no? Ovviamente si è tuffato per Elmas, perché guardate quanto è bello Spalletti che mi legge nel pensiero, non mi legge nel pensiero, semplicemente io vedo la partita come la vede lui e come la vede Elmas e come la vedono tutti. Elmas non era soddisfatto a fine primo tempo, vi rendete conto? Quando io nella reaction vi dico Elmas mi deve dare qualcosa di più e non mi faccio influenzare dal gol che aveva fatto, Elmas mi doveva dare qualcosa di più, né Elmas non era soddisfatto a fine primo tempo. Ne parla con Spalletti, lo vede insoddisfatto, Spalletti gli dice non ti preoccupare, tu segni e quando segni mi butto a terra, tuffo, mi ci tuffo tranquillamente e ci divertiamo così. Non lo ha fatto dopo il gol, ma lo ha fatto a fine partita. Altra scena bellissima che cementa tutto il gruppo, gli abbracci, Juan Jesus che si prende a tutti il leadership di Juan Jesus, vieni qua, ci dobbiamo abbracciare, così Meret, è importante coinvolgere Meret in queste cose, le seconde linee, Malquit eccetera eccetera, Insigne in tribuna, Koulibaly, Fabian, cose importanti. E ci spiega anche che Politano anche lui è stato male, perché uno può dire ma perché fai entrare Malquit? Perché fai entrare Malquit e non fai entrare Politano? E anche Politano è stato male, ragazzi, pensate un pochino quanto stiamo bene combinati, stiamo muro a muro con Ospitale. Sembra un po' di mazzo serve, un po' secco. Dove sta il companatico dentro? Non è il cornetto del Bartico, purtroppo non lo è. Ma da New York l'aerofluido è tutto, sapete perché? Perché devo andare a dormire, perché domani c'è ancora da lavorare e quindi, anzi domani, stasera per voi, perché voi già vi siete svegliati, è sempre martedì, stasera c'è ancora da lavorare, sabato ci sarà da lavorare. Sabato vi faccio uscire il video su Maradona. Domenica poi c'è l'Empoli. Io tengo 2 serate, 2. Non so nemmeno se potrò fare la reaction. Voi mi dovete seguire su Instagram, sul canale Telegram, perché vi terrò aggiornati. Saprete tutte le cose che dovete sapere. Si fa quel che si può. Forza Napoli sempre, sempre, ma veramente sempre. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.